L'Associazione Centro Formazione Bioetica Evangelium Vitae ha organizzato un'interessante iniziativa, la spiritualità mariana in Maria Fanara, a un anno dalla sua scomparsa. Era giusto, doveroso ricordare questa mamma, questa sposa esemplare, questa docente, questa innamorata della Madonna a un anno dalla sua scomparsa. Maria Fanara è stata docente presso il liceo classico Empedocle di Agrigento, poi avrà avuto altri incarichi e come docente presso il liceo classico diede il meglio di se stessa per i giovani, fondando pure un movimento, il movimento Amici Studenti, perché nel lontano 1981 lei si pose il problema dell'educazione, della questione dei giovani nel pomeriggio, in un periodo in cui qui ad Agrigento già iniziavano le cosiddette devianze dei giovani e dunque la diffusione della droga. Questa grande educatrice si pose il problema come seguire i giovani nel pomeriggio. Maria Fanara è stata anche una grande apostola perché ha lavorato nelle aree più difficili, ad esempio con i carcerati, quando bene fece ai detenuti, ma anche nelle aree più difficili della nostra città, come ad esempio Villa Seta, dove realizzò nella parrocchia un centro diurno per venire incontro alle persone bisognose, per visite mediche e lì realizzò anche una stele in onore della Madonna. Dunque fu una donna che spese tutta se stessa proprio in questo apostolato, in questo bene volto verso gli altri. Ed era doveroso ad un anno dal suo ritorno alla casa del padre fare questo ricordo. Un dibattito che ha interessato anche altri partner. Dobbiamo dire che ci sono stati i leoni, io li ho definiti, della nostra diocesi di Agrigento, sia come sacerdoti sia come laici. Come sacerdoti sono venuti Don Baldo Reina, che è il rettore del seminario, e Don Mario Sorce, perché la signora Fanara collaborò molto con Don Mario Sorce durante il periodo in cui lui fu parroco a Villa Seta e Don Mario fece delle belle testimonianze su questa signora, come pure Don Baldo Reina. Poi come laici abbiamo avuto la testimonianza del dottor Gramaglia e di Giuseppe Cartella. Il dottor Gramaglia ha messo in risalto l'apostolato che lei ha fatto a favore dei bisognosi e anche la sua spiritualità appunto mariana. Lei era devotissima della Madonna. Quanti pellegrinaggi ha organizzato nei vari santuari mariani e poi a Meggiugori. E Giuseppe Cartella, che è uno che organizza tantissimi pellegrinaggi appunto a Meggiugori. È venuto fuori qualcosa di grande. Noi come centro di Evangelium Vitae abbiamo questo compito che vogliamo ricordare le figure più significative nella nostra diocesi di Agrigento come Dino Parisano, Letizia Comparetto, Padre Releti, la signorina Tricoli, insomma ci sono tante figure che noi vogliamo giustamente ricordare.